Ad alcuni sono arrivate addirittura 8-10 multe per lo sforamento di 3 o 4 chilometri rispetto ai 70 chilometri orari su una strada fluida, di fluidità anche di traffico dal punto di vista viabilistico, e che non può avere dei limiti così serrati che vanno ad incidere solo sugli automobilisti e non sui motociclisti. La strada del costo fa strage di patenti e punti, ma tutti dei residenti dell'altopiano dei 7 comuni che la utilizzano ogni giorno per andare a lavorare nei paesi del fondovalle. E l'obiettivo per cui sono stati posizionati nuovi Velox, ovvero una maggior sicurezza del tratto utilizzato troppo spesso come una pista per moto di grossa cilindrata, va a farsi benedire. L'appello arriva dai sindaci dell'Altopiano che hanno già contattato il nuovo presidente della provincia perché la strada è di competenza provinciale e la prefettura per segnalare il problema. La testimonianza vera è quella che sabato scorso su Costo correvano i motociclisti assolutamente indifferenti ed indisturbati, perché ci viene riferito che questi sistemi di rilevamento non riescono a leggere le targhe delle motociclette. Quindi siamo di fronte a una situazione veramente paradossale che non pone rimedio al problema della sicurezza su quella strada, anzi crea problemi ai molti pendolari. Proprio sui pendolari sta arrivando in questi giorni una pioggia di sanzioni. Ricordiamo che noi abbiamo centinaia di persone che ogni giorno scendono dalla montagna alla pianura per esigenze lavorative, quindi non possiamo pensare che per esigenze presunte di sicurezza legate alle scorribande di motociclisti possano rimettercene cittadini onesti che rispettano il codice della strada e che usufruiscono di questa arteria, che è un'arteria importante per poter lavorare, per portarsi a casa uno stipendio. Il sindaco di Asiago pone l'accento sui rischi che una politica simile potrebbe portare alla montagna altopianese, già alle prese con la piaga dello spopolamento. Che questa gente che dopo la necessità di sobbarcarsi questo percorso in pianura potrebbe anche decidere dall'oggi al domani di trasferirsi a vivere in pianura, cioè non possiamo penalizzare la montagna con sistemi vessatori quali quelli che sono stati installati recentemente.